tutti e ben trovati all'Auditorium del Monaco per questo secondo concerto della rassegna I concerti d'inverno. Siamo felicissimi, questa sera abbiamo due ospiti d'eccezione. Vorrei avere l'assessore alla cultura, la dottoressa Rosso del Comune di Villorba, per due parole di circostanza. Infatti la faccio intervenire subito perché appunto gli ospiti meritano due parole anche da parte sua. Buonasera a tutti e benvenuti in Auditorium del Monaco. Vi porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale. Saluto il Presidente del Consiglio, Silvia Barbesani, qui presente. È un concerto della rassegna Concerti d'inverno. Abbiamo iniziato a dicembre con un duo tutto al femminile, pianoforte e sassofono, e proseguiamo questa sera con due artisti eccezionali. Nel foglio di sala trovate la loro eccezionale biografia artistica, ma soprattutto dobbiamo dire che il maestro Giorgio Sini e Nicola Fregonese sono due villorbesi, perciò è un onore per noi chiamarli e ringraziarli per la loro presenza, perché insomma non è da tutti avere due artisti eccezionali così in territorio. Grazie davvero. Buon ascolto a tutti. Ripasso la parola a Roberto Ghizzo, che ringrazio ancora per aver accettato la sfida di ripetere concerti d'inverno anche quest'anno. Grazie. Grazie a voi, grazie al Comune di Villorba, grazie anche al Sindaco Marco Serena che non può esserci perché è costretto dalle solite riunioni. Iniziamo questa sera con Franz Schubert e la sonata opera 137 numero 1. Non sappiamo molto delle circostanze che indussero Schubert a comporre nella primavera del 1816, non ancora ventenne, queste tre sonate, o che sono erroneamente conosciute come sonatine. Schubert viveva in qualche modo una natura doppia che alla gaiezza viennese associava un sospetto di malinconia nobile e profonda. Nel suo intimo era un poeta, all'esterno un ragazzo di compagnia. È così che l'amico Eduard von Bauerfeld descriveva la personalità di Schubert oscillante tra la cordialità più estroversa e l'introversione malinconica. Nobile schizofrenia umorale, prettamente viennese, che non mancò di contagiare nemmeno il titanico Beethoven. Al maestro Sini e al maestro Fregonese il contagiare noi.
Continuiamo proprio con Beethoven, di cui poc'anzi abbiamo citato la caratteristica dell'umore oscillante tipico di molti grandi maestri, e continuiamo con la romanza numero 2 in fa maggiore, opera 50. L'opera è datata 1802 e quindi contemporanea sia della romanza opera 40 che della seconda sinfonia. Il tema principale è una melodia di grande lirismo, raffinata, delicata, leggera e giocosa, affidata al violino e accompagnata in questo caso dal pianoforte, che l'ha resa più famosa delle due romanze composte da Beethoven, il maestro Giorgio Sini e il maestro Nicola Fregolesi.
Il programma continua con la Sicilienne di Maria Teresa Paradis. Maria Teresa von Paradis fu una importante pianista e compositrice che nacque nel 1759. Nonostante fosse cieca dall'età di 3 anni, la sua condizione non influì sul senso della musicalità, sulla memoria o sulle abilità musicali, e all'età di 7 anni cantava lo Stabat Mater di Pergolesi accompagnandosi all'organo. Si crede che il concerto in si bemolle maggiore K456 Mozart lo abbia scritto per lei. Per quei tempi fu anche, oltre che una compositrice non vedente e donna, una filantropa che diede un contributo importante all'educazione dei ciechi e diede il coraggio a moltissime donne di diventare musiciste. Di Maria Teresa von Paradis, la Sicilienne. Antiche melodie viennesi è una raccolta di 3 brani per violino e pianoforte scritti da Fritz Kreisler, tra cui Liebeslade, Pene d'amore. Esecutore brillante ed acclamato virtuoso del violino, Kreisler compose anche diversi brani di musica vocale e strumentale. Alcuni di essi li presentò al pubblico come trascrizioni di autori classici e solo nel 1935 rivelò che erano composizioni originali sue. Anche Antiche melodie viennesi, opera da cui è tratto il brano che andremo ad ascoltare, venne pubblicato nel 1905. Inizialmente venne attribuito a Joseph Lamner. Liederspiel è uno dei brani più popolari scritto da Kreisler, che amava suonare nelle proprie tournée. Un pezzo con dei brevi passaggi sincopati che aprono a dei passaggi ricchi di vibrato come grandi lacrime, che rientra ancora nel repertorio di molti violinisti, tra i quali il nostro
maestro Nicola Fregonese, accompagnato al pianoforte dal maestro Giorgio Sini. Buon ascolto. Sono meritati, c'è poco da dire. Una bellissima dolce atmosfera che continua con Saluto d'amore, Salut d'amour di Edward Elgar. Il brano fu composto nel 1888 quando era fidanzato con la futura moglie Caroline Alice Robert e fu proprio il dono di fidanzamento che l'autore presentò all'amata. La dedica scritta in francese era A Carisse, una combinazione tra il primo e il secondo nome della futura moglie e il nome che 2 anni dopo diedero alla loro figlia. Non dovrebbe nemmeno essere necessario dunque spiegare quale atmosfera romantico il brano andrà a toccare, ricche di sognante sentimentalismo, che resero Salut d'amour uno dei pezzi più celebri di Elgar. Il maestro Sini e il maestro Fregonese.
Pablo del Sarasate fu un eccellente violinista. Molti dei più grandi maestri a lui contemporanei scrissero pagine di musica per lui. Edouard Lalo, Camille Saint-Saëns, Joseph Joachim. Lo stesso Sarasate scrisse molta musica, prevalentemente per violino, composizioni che dimostrassero la virtuosità della sua tecnica violinistica e da cui allo stesso tempo emergeva la forte radicazione nel folklore spagnolo. Andremo ad ascoltare in questo senso Romanza Andalusa, un pezzo raffinatamente contaminato dal sapore di questa terra, in cui il violino disimpegna nitide e raggianti melodie. Il maestro Nicola Fregonese e il maestro Giorgio Seni.
salutare, per questo è un brano molto che abbiamo suonato prima, lo ripetiamo perché era qualche cosa, questa melodia che è semplice pure, no? È una siciliana, ma in realtà ha questo, diciamo, questo ritmo di tempo di 6 ottavi che non è una danza, ma è qualcosa di melanconico e quindi ha sentimento e ve la riproponiamo.
Non mi resta che ringraziarvi. Ricordiamo che eravamo anche in diretta su Radio Veneto 1 e nel web per tutto il mondo. Io richiamerei il maestro Sini e il maestro Nicola Fregonese per un altro applauso, perché davvero lo meritano. Grazie, è stata una serata una serata di per sé eloquente. Una serata di per sé eloquente, gli applausi parlano da soli. Grazie, grazie a voi tutti. Vorrei invitare l'assessore Rosso per ricordare i prossimi appuntamenti. Sì, i prossimi appuntamenti saranno sempre qui in Auditorium del Monaco, venerdì 20 gennaio. Avremo di nuovo il nostro maestro Giorgio Sini al pianoforte e il maestro Stefano Marangoni all'oboe. E chiudiamo la rassegna concerti d'inverno con un concerto il 27 di gennaio, però in Barchessa di Villa Giovannina, dove ci delizieranno invece sempre il maestro Giuseppe Barutti, non mi ricordo il nome, Giuseppe Barutti, e il maestro violoncellista, e il maestro Gianni Fassetta alla fisarmonica. Già li conoscete perché ormai sono veramente dei nostri amici e ne siamo orgogliosi. Comunque questa sera davvero il maestro Giorgio Sini e il maestro Nicola Fregonese, Villorbesi, uno di adozione e uno di origine, veramente ci hanno deliziato, e finché ci sono dei professionisti così la nostra cultura è salva. Grazie, parole sacre. Avete un assessore che davvero sa cogliere nel segno. Grazie ancora per la serata, grazie per il calore. In effetti sono bravissimi, è una cosa eccezionale, è un piacere averli ospiti. Io saluto anche chi ci sta ascoltando da fuori, dalla radio. Chiudiamo quindi anche la diretta e l'appuntamento è per venerdì prossimo, di nuovo.